Buonasera, benchiatazza, gnovis. A son ormai dome cutuardis i puest iet de saris medicis che ammanchin parla oltre dal 15% dai puesti occupati di pazienti Covid necessari per il passaggio in zone gialle. All'ultimi parametri manchianti, dopo che sedi la incidenza che le terapie intensivis e hanno passato il soiar di guardie. Il Friuli Vignesi Giulia si invia dunque al passaggio in prima fase di restrizioni anti-Covid insieme con ogni probabilità alle province autonome di Bolzano. Prins provvedimenti che riguardano l'obbligatorietà dei mascarutis al viert, il numero massimo di 4 persone e aule in tavole in tai ristoranti e le capacità limitate di cine, teatris e implants sportivi. E in tes ultimis 24 ore sono 687 le persone risultati positivi in Friuli Vignesi Giulia, a fronte di 8.819 tampons molecolari e 14.238 prove svelti antigenicis. Sis le vittime sono femmine di 72 anni di Pagnau, una di 80 di Lignano, un uomo di 89 anni di San Canzian dall'Usinin e 3 persone, 2 uomini di 91 e 85 anni, una femmine di 93 di Trieste. Arresti in 25, le persone sono ricoverate in terapie intensive, intanto che avanzano a 170 di spluidir i pazienti in che altri aree medicis. A Cressing in Fiez anche dentro dai servizi sanitari regionali. In Asugia sono risultati positivi un amministrativo, un logopedista, un miedi, un operatore sociosanitari, 2 tecnici e 8 infermiers. 55 kg di cocaina, le c'etant che la Guardia di Finanza di Udine ha chiatato su un furgone parcato in un centro commerciale donde dal casel da A4 di Palme. Gli flamis zalis furlanis ieri da ora a guardia il miec quando hanno notato un'auto di grosse cilindrade fermarsi in bande i doi a passare l'autista dal furgone. Cerze plix dichiarte. Al controllo è risultato che gli bustis non contenevano documenti, ma diversi convertori di polvar blanche dopo risultate cocaine. I 3 sono stati arrestati con sequestri successivi dai 2 miec e delle sostanze stupefacenti. Al Met la plantina di marijuana in terace a chiappà il sorelli ma per strade a passin i carabiniers. È succeduta a Gorizia, dove che un fantato di 19 anni è stato denunziato dai militari per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di dispaccio. In tale appartamento dal giovane sono stati settiatati in totale 3 planti di marijuana, 40 grammi di sostanze stupefacenti già confezionate, 3 di spirulis di ecstasy, 2 bilancini di precisione e diversi bustis di cellophane per il confezionamento delle dosis. Un miece con le insegni de Cross Ross slovene all'estate fermate de squadre mobili di Gorizia a Savogna dall'Usin, con dentro no medicinal o persone ferite, ma 10 migranti irregolari che arrivavano dal Pakistan senza documenti. I manetti sono finiti l'autista dal furgone che noi aveva fatto con l'organizzazione di volontariato slovene e il guidador di un altro miece che aveva il compito di scortare il carico umano. Tutti che fanno domande asilo sono stati accompagnati in un centro di accetto della regione. Al potere si stata individuata la mamma dal picciul di ors chiattate 2 dis al fasa Gorizia. Sunt un arbol e scoverzut di qualche passante. Gli sguardi dal FUC lo hanno consegnato ai forestali
che lo ha portato in una strutture dedicate al recupero animali. Il picciolorse è un evore sottopese e sulla sua liberazione restano anche certi dubbi. Il fatto che il pesi dome 12 chilos e non ne trentine che c'è tanto che al scugneresse un animale di sua età, al fas pensai esperti che alvaresse difficoltà di passare l'invier se non aiutati in maniera adeguata. Al momento si valuteranno le sue condizioni di salute e al resterà dentro le strutture. Dopo i lavori ai listons dal centro, il Comune di Udine ha lavorato un largo progetto di fattibilità per i quartieri. I primi lavori partiranno già in settimane prossime. Abbiamo tutti in pins praticamente un progetto di fattibilità per far subito il prossimo anno i marciapiedi in vari sbandi di città, nei vari quartieri. Via Risan, via Paolo Fistulario, via Piero Michelini, che non è un parente ma è un esploratore, le vie laterali di via Alvignesi, via Planis, via Fabio Fizzi, via Nino Bixio e via Montevodice. Chi cae sono i marciapis che fanno parte, ho vinto già 3 a Palsimpings, che è un quarto che viene fatto il prossimo anno e sono 500.000 euro e praticamente va a completare di viarsi un percorso di marciapis che o non sono, o sono male, o sono interos e quindi viene fatto un po' in porfido e un po' in cemento. E anche per osniotte alle dutte si vede domani a Nuf Mancul Vinc. Mandi. Thank you.